Buonasera, benvenuti qui al Pala BFC per questa partita della 14ª giornata d'andata del campionato di Serie B femminile tra Conegliano e Sister Bolzano, iniziata da appena 30 secondi. Sono Federico Cais e Fabrizio Torazza. Sì, buonasera a tutti, siamo adesso collegati, abbiamo avuto qualche problemino tecnico a inizio collegamento. Appunto dicevamo, BFC questa sera ospita la Pallacanestro Bolzano, squadra eh, sicuramente di grande caratura tecnica, nelle prime 6-7 giocatrici grandissimo livello sia tecnico che fisico. Eh, Abbiamo appena visto Mingardo andare a segno da 3 punti e adesso anche Petronio che però va a segnare da sotto, chiede anche un fallo. 5-0 per Bolzano, partita subito forte, assenza importante tra le file di Bolzano e quella di Nena Crisantudu, che è in panchina questa sera con la propria squadra, ma è reduce da un grave infortunio al ginocchio, crociato anteriore, e probabilmente non entrerà in campo neanche questa sera, ma ci fa piacere vedere che comunque sia sulla via del rientro. Ovviamente assenze importanti anche in casa BFC, perché oltre all'assenza sempre di Sara Luna Giuliano, ovviamente siamo ancora senza Gemma Daidone. Sì, ed è partito subito forte BFC con un tiro da 3 di Rossana Boccarato, però Bolzano è partita fortissima con già 7 punti in soli 2 minuti, adesso ancora Boccarato a sfidare la difesa bolzanina, ma il tiro è fuori misura per Bolzano, un altro possesso per allungare ancora. Bernardoni a sfruttare il blocco, c'è un cambio, cercano di servire, infatti servono dentro Petronio, spalle a canestro contro Antonello, poi si riapre ancora per Mingardo che aveva già segnato da 3, adesso segna anche da 2. Una precisione notevole Fabri in questi tiri da parte della squadra altoatesina. Dall'altra parte si salva il tiro da 3 adesso con Claudia Sentenza Amabiglia. Si parla di precisione e ovviamente si è sentita chiamata in causa. Claudia ha messo subito la prima bomba dai 3 punti della sua partita. Buona la difesa di Boccalato su Cela, ancora fuori Mingardo dai 3 punti, sbaglia questa volta e subito Antonello in transizione alla Drazen Petrovic, non si fa pregare, spara da 3, lotta a rimbalzo Sponchiado, ma sono le Bolzanini a uscire col pallone dalla mischia. Antonello non ci ha pensato 2 volte, se lo sentiva questo tiro, purtroppo è uscito. Dall'altra parte anche il tiro precedente di Bolzano era uscito di pochissimo, sintomo che le squadre questa sera lavorano con delle ottime percentuali, ma Bolzano sta veramente mettendo in difficoltà Fabri la difesa di Conegliano, che si è comportata bene solo nell'azione precedente a questa, mentre nelle altre ha subito veramente le bolzanine, quindi c'è subito qualcosa da sistemare per coach Minin Clery a livello difensivo. Fabri. Sì, dobbiamo fare un po' più attenzione perché, ripeto, sono giocatrici tutte molto esperte e molto forti tecnicamente. Anche Sovana Cela è una giocatrice di grande esperienza, adesso va a segnare anche del balzo. Anche lei è una ragazza che è andata in panchina anche in A1 a Moncaglieri alcuni anni fa e comunque ha molta esperienza di A2 alle spalle. Adesso è Sponchiado ad andare a sfruttare il pick and roll, poi per evitare la stoppata rallenta un po' il tiro, la palla si incastra tra il ferro e il tabellone, interviene prontamente Anna Carnielli. Esatto, approfittiamo di questo momento di impasse, Fabio, per ricordare che questa sera ci sono moltissimi eventi, ci sono moltissimi amici che sono venuti qui a trovarci, quindi la giornata sarà dedicata alle nostre under 13, verranno premiate nella pausa lunga tra il secondo e terzo quarto come vincitrici del torneo internazionale di Parenzo, però è dedicata anche alle associazioni che ci sono vicine. Sì. E intanto Elena Lazzari è molto vicina al canestro e va a mettere anche lei una bomba da 3 punti. Conegliano ha segnato solo da 3 se non sbaglio fino adesso. Sì, bene per la precisione da 3, non tanto bene per il fatto che non riesce a trovare azioni in velocità e sta subendo un po' la difesa altoatesina. Dicevo, dedicata alle nostre associazioni perché oggi ci sono qua gli amici di Little Run, Fabri, ne parleremo anche dopo, e in più questa sera c'è un altro evento a favore di Costruisci un Sorriso, anche di questo vi parleremo dopo, insomma, e vi chiederemo
subito dopo la partita, gli amici che ci seguono da casa, di collegarsi in televisione su Antenna 3 per vedere un concerto a favore di Costruisci un sorriso. Intanto Elena Lazzari purtroppo sbaglia un'ottima penetrazione che si era presa. No, sfortunatissima Elena perché giustamente aveva fintato il tiro, la difesa è uscita forte su di lei perché aveva appena segnato da 3 punti, è andata dentro in penetrazione, però è stata sfortunata. Sfortunate anche le Bolzanine dall'altra parte. Possiamo andare in transizione con Veronica Antonello che non si fa pregare e va a segnare da sotto in maniera anche abbastanza spettacolare. Sì, con un cambio mano velocissimo da destra a sinistra e un sottomano di precisione incredibile. 12-11 adesso. Conegliano ha quasi ricucito lo svantaggio, ma attenzione perché Bolzano è caldissima. Sela nell'angolo, va a chiudere bene Lazzari e adesso è Bernardoni a 3 punti. Anche lei è una giocatrice molto precisa dall'arco. Sbaglia in questa situazione Antonello, ci pensa un attimo, rinuncia, vuole giocare, sfrutterà il blocco di Boccalato, no, vuole spazio contro Del Balzo, poi forse un contatto non fischiato. Sì, comunque palla per Conegliano. Un contatto che poteva essere fischiato, mezzo palla, mezzo mano. Comunque appunto Conegliano ha ancora 8 secondi per concludere, quindi dovrà sbrigarsi velocemente per trovare una buona conclusione dopo questa rimessa che viene affidata al capitano Claudio Mabiglia che gioca su Lazzari. Lazzari prova ancora la penetrazione, subisce la difesa aggressiva da parte di Bolzano che recupera palla. Perde la palla, Elena cerca di fermare il contropiede ma l'arbitro lascia correre. D'altra parte Mingardo con quello che è il suo marchio di fabbrica, il palleggio a rete e tiro, ma è imprecisa in questa occasione e va in campo aperto. Ros Boccalato è sfortunata da sotto, sbaglia l'appoggio di sinistro. Sì, anche qui una selva di contatti probabilmente Fabri, ma non sono stati sanzionati, d'altronde comunque ci pare di capire che il metodo arbitrale sia assolutamente uguale sia per certo. i rossi che per i blu e quindi insomma bisogna abituarsi a questo metodo. Ottima circolazione della palla da parte di Bolzano che è sfortunata nel tiro, fortunata nel rimbalzo e ancora sfortunata nel tiro, e adesso è Claudia Amabiglia che invece mette un 2 su 2 da 3 punti. Molto bene Claudia Amabiglia. Intanto salutiamo gli amici che ci seguono da casa, in particolare io, Luisa anche no e Sara Bianco che sono collegate subito, nostre grandi sostenitrici. Sì, Amabiglia veramente con grande convinzione ha preso questo tiro da 3 punti, ha avuto ragione lei. Seconda bomba per Claudia Amabiglia, 14-12 per BFC, sbaglia Bolzano e Silvia Marcon che intanto è entrata nella partita, che va a lanciare Veronica Antonello che purtroppo perde l'equilibrio. D'altra parte Amabiglia che finta benissimo il tiro, va dentro, protegge bene il pallone e quindi costringe al fallo Sovana Cela. E Fabri, allora Amabiglia con questo movimento in cui finta il tiro poi fa una penetrazione, a chi ti fa venire in mente? Diventa assolutamente illegale perché essendo una giocatrice molto molto pericolosa poi la difesa è costretta ad uscire e lei riesce a penetrare molto agevolmente. Chi mi fa venire in mente, Federico? Non so, forse il vecchio Dirk? Il vecchio Dirk. Introduciamo subito il primo ospite della puntata. Allora, questa sera sarà con noi Riccardo Wuster della libreria Tra le righe di Conegliano, che per la partita di oggi mette a disposizione a favore dell'MVP che voterete voi amici da casa la biografia di Dirk Nowitzki, quindi il vecchio Dirk che citiamo spessissimo. Fabri, tu mi hai insegnato il suo famoso tiro con il movimento cadendo all'indietro su una gamba sola e io su YouTube sono andato poi subito a riguardarmelo ed è veramente spettacolare. Credo sia stato il primo europeo a vincere l'anello ed il primo europeo a vincere il titolo di MVP. Esattamente. Eppure arrivava da una tedesca. L'ultimo europeo a vincere il titolo MVP forse no, però sicuramente il primo a vincere un anello e a vincerlo tra l'altro da protagonista. Una storia la sua fatta anche in questo caso di grande lavoro, di grande caparbietà, anche dei casi della vita, perché poi a 16 anni in questa cittadina della Baviera, Würzburg, incontra in palestra un ex nazionale tedesco, di cui io ovviamente non provo neanche a pronunciare il nome. Schweinsteiger. Si chiama, mi pare. Da mezzo. E
che appunto diventa sia il suo allenatore ma anche un po' il suo mentore, il suo padre spirituale, e lo porta fino a giocare e a vincere, a diventare protagonista in NBA per ben 11 stagioni. Quindi è una storia davvero interessante, raccontata tra l'altro molto bene. Dall'altra parte molto bene anche Ilaria Ruocco nella sua specialità, il tiro da 3 punti. Giocatrice davvero pericolosa, segna più di 2 canestri di media da 3 in campionato, ed è da tenere ovviamente d'occhio oltre l'arco. Adesso spalle a canestro Serena Marton, sporcano il suo palleggio, riesce a servire Silvia Marcon, che però a sua volta non riesce a servire Amabiglia in angolo. Sì, purtroppo il passaggio di Silvia Marcon, se veniva fatto un attimo prima, poteva andare a segno, ma era stato intuito dalla difesa bolzanina. Difficile superare comunque la difesa della numero 10 Giovanna Cela, perché sta mettendo veramente in difficoltà un po' tutte le giocatrici BFC. Adesso Mingardo si ferma addirittura perché vuole un fallo, guarda l'arbitro, poi vede Silvia Marcon a terra e decide di prendersi questo tiro, lo sbaglia, scadono i 24 secondi perché non colpisce il ferro. Un po' di leggerezza anche da parte di Mingardo, ormai l'arbitro non ha fischiato. Prenditi Fabri, il vantaggio che hai da casa ottenuto. si sta costituendo anche un piccolo Riccardo Uster fan club, perché c'è Amei 21 che lo saluta. E salutiamo Amei 21 a nostra volta, tra l'altro. Allora, altro ospite della giornata, un grande ritorno per noi, un ritorno di fiamma, come si dice in questi casi, il nostro grande Grava, che ha ripreso posto in console come DJ e ha subito sfoderato l'organetto NBA al primo time out con un'ottima scelta di tempo, Fabio. Sì, sì, sì. È un ritorno che mi scalda il cuore perché siamo molto più tranquilli sia dal punto di vista musicale ma anche per quel che concerne le interpretazioni arbitrali. Riesce comunque a girare molto bene palla Bolzano, a liberare la sua bomber nel tiro da 3. La palla però esce adesso, subito Conegliano con Antonello. Antonello prova a scaricare su Martoni, il passaggio però è rischioso perché la difesa bolzanina è già piazzata in quella zona di campo e purtroppo è la terza palla persa di fila per Conegliano, Fabio. Sai, anche in questo caso un po' di ritardo, c'era Serena libera mezzo secondo prima, ma il tempo che ci ha messo Veronica a recuperare il palleggio, a passarla, la difesa biancorossa si è chiusa e adesso è Profaiser a attaccare proprio Marton. Si scontra contro Marton, che non è mai una bella cosa. Dall'altra parte invece Maschietto a proteggersi con il corpo, ma non abbastanza. Questa era una buona soluzione per Conegliano, è stata piuttosto sfortunata nel non trovare la realizzazione Marta Maschietto, ed è quindi ancora Bolzano su -1 per ricucire, fallo in penetrazione. Conegliano con il secondo fallo di squadra. Si è girata molto bene Cristiana Petronio, spalle a canestro, usando proprio il corpo per girare attorno al difensore, poi è andata a subire fallo. Sarà però una rimessa da fondo a 15 secondi dalla fine del primo quarto, ma l'ultimo tiro potrà essere anche per Conegliano perché Bolzano non riesce a controllare la rimessa. Sul cubo del cambio subito Claudia Amabiglia per l'ultimo tiro, esce Magic Zanardo. Si andrà sicuramente a cercare un tiro negli ultimi secondi dell'azione. 10 alla fine adesso ed è Marton che può scaricare per Maschietto, per Amabiglia dai 3 punti. Forse aveva anche calpestato la linea, però sfortunata. Bisogna dire che Conegliano ha comunque costruito un buon tiro. Ha costruito un buon tiro, c'era stata una piccola incertezza da parte di Maschietto che quasi aveva fatto pensare all'infrazione di passi. Purtroppo il tiro di Amabiglia è fuori. Conegliano che comunque chiude con una buona percentuale da 3, che è stata fondamentale per costruire questo piccolo vantaggio. Bolzano però sembra aver giocato leggermente meglio, Fabri, nonostante sia sotto di 1, quindi Conegliano deve sicuramente lavorare sulla fluidità di gioco. Assolutamente. Allora noi diamo la linea alla regia.
Allora, dicevamo, momento di pausa lo dedichiamo alla prima associazione di oggi che è Little Run. Oggi Fabrizio sei stato a un evento importante, vuoi farci due parole? Sì, sono stato al Piccolo Rifugio, ci avevano invitato appunto come associazione sportiva gli amici di Little Run che sostengono questo progetto ormai da 9 anni, questa corsa podistica, il cui ricavato va interamente appunto a questa associazione del Piccolo Rifugio che si occupa di dare assistenza a persone che hanno diversi gradi di disabilità, soprattutto psichica. È stato staccato un assegno È importante stato, a favore dell'associazione, Fabri? anche quest'anno è stato staccato un assegno di più di 20.000 euro, vado a memoria, mi sembra 21.000. 20.138 euro, in quanto tutte le offerte comunque date da parte dei partecipanti vengono interamente versate al Piccolo Rifugio, che poi si occupa di organizzare diverse attività, alcune delle quali l'attività di teatro per gli ospiti, attività di musicoterapia e altri tipi di trattamenti e di iniziative che svolgono sia all'interno del rifugio che all'esterno. E noi come associazione sportiva siamo contenti di aver fatto la nostra piccola parte nel promuovere questa iniziativa, insomma, e vogliamo rendervi partecipi anche voi perché quando vi raccontiamo le iniziative di solidarietà che BFC sostiene sono iniziative di solidarietà che portano aiuti concreti nel territorio. No, certo, è stata una grande soddisfazione per gli organizzatori, è stata una grande soddisfazione anche per noi, per il piccolo contributo che siamo riusciti a dare. Tra l'altro poi abbiamo anche partecipato fisicamente, giusto Fede, quindi siamo stati Assolutamente. coinvolti in questa cosa da tutti i punti di vista. Allora, ritorniamo adesso in partita dove c'è stato un 1-2 di Sponchiado che aveva preso un fallo su un'azione di tiro, quindi buon ingresso di BFC in campo, si registra prima anche una palla rubata da parte di Magic Giorgia Zanardi, adesso ancora Sponchiado che scarica su Marton, Marton prova l'entrata nel traffico, in difficoltà, grande canestro. Con un canestro di pura voglia perché ha subito diversi contatti, è andata a concludere comunque da sotto ma ancora col difensore addosso e l'ha letteralmente spinta dentro. Adesso va anche a provare a recuperare un pallone, si tuffa. C'è un colpo in campo ma ovviamente Diciamo, Serena si era tuffata sì, solo e esclusivamente per recuperare il pallone, si tocca il ginocchio. ma purtroppo nel prolungamento che ha avuto Serena per prendere palla si è inciampata su di lei girando male il ginocchio. Una giocatrice di Bolzano, ci dispiace molto per l'accaduto, sembra anche piuttosto dolorante. Approfittiamo un attimo di questo momento per dare la linea alla regia e poi torneremo con notizie sull'infortunio.
riprendiamo la linea, purtroppo sono ancora in corso le operazioni di soccorso dell'atleta di Bolzano che ci sembra essere Rocco, ma non possiamo essere sicuri perché non abbiamo la visione esatta del numero. Purtroppo l'infortunio sembra essere abbastanza doloroso e grave, i medici sono già in azione, si tratta di un infortunio ad un ginocchio. Approfittiamo magari un attimo di questo momento di pausa della partita per parlarvi di un altro evento che riguarda sempre un'associazione che sostiene BFC, ovvero Costruisci un Sorriso. Questa sera, Fabrizio, c'è la data finale del tour natalizio di un gruppo musicale del territorio che tra l'altro è stato anche nostro ospite lo scorso anno, un gruppo gospel che si chiama River Gospel, e a favore di Costruisci un Sorriso. Sapete che con Costruisci un Sorriso BFC sta realizzando un progetto di sportivo in Congo. Costruisci un Sorriso lì è già presente con diversi importanti impianti, nel senso che ha già costruito delle scuole e un centro medico. Assieme a loro stiamo realizzando questa squadra di basket, stiamo donando attrezzature per costruire questa squadra e questa sera c'è questo concerto che sarà trasmesso in diretta su Antenna 3. Quindi dopo la partita della BFC, voi amici che ci seguite da casa potete collegarvi tramite TV al digitale terrestre canale numero 10 oppure in live streaming sul sito di Antenna 3, vedere questo concerto e contribuire anche così alla promozione delle iniziative di Costruisci un Sorriso. Riprende la partita con un tiro sbagliato da parte di Bolzano, Fabio. Sì, sbaglia Bolzano con Profiser da 3 punti, dall'altra parte Antonello, un Eurostep però non riesce a concludere e quindi di nuovo Bolzano con Doliana dall'altra parte. Adesso la palla da sotto, sbaglia ancora Bolzano con Doliana, un po' di confusione in questo momento in campo, probabilmente le squadre hanno anche perso un po' la concentrazione, d'altra parte il gioco è stato bloccato per diversi minuti, è successo un infortunio che purtroppo speriamo non sia grave, ma vediamo ancora il medico dottor Zamperoni che sta prestando le cure a Ilaria Ruocco. Non capisco se si tratti del ginocchio e della caviglia. Non lo so, sicuramente doloroso, speriamo che non sia nulla di così grave. A volte per uno strano effetto che non saprei dire, certi infortuni gravi sembrano meno dolorosi di altri, magari alcuni dolorosi all'inizio sono meno gravi di quel che si pensa. Speriamo che sia questo secondo scenario. Facciamo un grande in bocca al lupo alla squadra di Bolzano e all'atleta. Amabiglia ribalta per Zanardo e sotto Maschietto, mancano 4 secondi. Maschietto controlla a fatica, però poi riesce a tirare. C'erano ancora 14 secondi in realtà per poter gestire l'attacco, ma sì, però il tiro di Sponchiado era piuttosto aperto, Fabri, quindi sì, ci poteva stare. Ci poteva stare. Adesso Amabiglia, spalla canestro, ancora un contatto. Diciamo che il metro è uniforme, ma diciamo che lascia abbastanza giocare in alcune situazioni. E a questo punto Magic Zanardo legge immediatamente la coppia arbitrale e va a mettere le mani sul pallone, a costringere a una palla contesa, possesso per Conegliano. Maschietto che prova il backdoor con Marton, però è molto attenta ancora una volta la difesa altoatesina. Ancora grande difesa, ancora Marton che va a recuperare un pallone e ad appoggiare da sotto. Ancora grande energia, grande impatto sulla partita da parte di Serena. Ancora pressione a tutto campo per Conegliano. Doliana che sbaglia da sotto, si lotta a rimbalzo, esce ancora Marton con la palla che può attaccare in campo aperto, scarica un bel pallone per Maschietto che va a sbagliare ancora da sotto Marta e si difende ancora su tutto il campo.
tanti errori anche da sotto in questa prima parte della gara, soprattutto da sotto direi. Sì, purtroppo un'imprecisione che non ha permesso a BFC di capitalizzare un vantaggio nel gioco che si è concretizzato in questo secondo quarto. Adesso ci riprova ancora Maschietto perché giustamente non si molla mai. È letteralmente a sportellate contro Profiler, va a appoggiare da sotto. Ce lo insegnano tutti i giorni Marton e Maschietto. Adesso sarà fischiato un fallo a Marton, ma adesso qui si chiedo anche il parere del Grava che stava fissando un punto non ben definito tra gli altoparlanti si gioca il e l'arcata. Il primo jolly della serata per non... Guarda, no, ogni volta che mi nomini Candy Crush mi viene una carie nei denti. Comunque, allora, 23 BFC, 15 Bolzano, quindi BFC che ha assolutamente preso in considerazione i nostri suggerimenti di fluidificare e velocizzare il gioco. Forse un'infrazione di passi da parte di Del Balzo. Adesso è Cela ad attaccare il canestro, poi si lotta a rimbalzo, esce Lazzari che serve Sponchiado per Amabiglia che stasera ha deciso di tirare e di fare canestro. Ha deciso di fare e ci sta riuscendo molto bene. È la terza bomba per lei, credo. Sì, è la terza bomba su 4 tentativi, Fabri. Tra l'altro non facili questi tiri che ha preso. È buona la difesa, però lestissima Mingardo che poi si alza dai 3 punti, sbaglia, si lotta a rimbalzo e Silvia Osta a recuperare il pallone. Boccalato. Amabiglia Boccalato. Amabiglia chiede il blocco a Boccalato. Amabiglia di nuovo fuori Lazzari. Ancora sportellate, ancora un contatto, si lotta sotto canestro, si tuffa Ostan, esce Bolzano con la palla. Profiler marcata da Lazzari. Comunque Fabri è incredibile come Elena Lazzari, nonostante vari colpi presi, non si scomponga minimamente. Adesso ancora scintille tra lei e Profiler e tra lei e Del Balzo. Bellissimo movimento, sì, con passi. Viziato da un'infrazione di passi, non fischiato probabilmente. NBA. Ma il Grava era girato anche questa volta, ho notato. Sì, perché doveva mettere l'intervallo musicale, quindi era concentrato su... Quindi era infrazione di passi? Secondo me sì, poi la telecamera potrebbe anche darmi torto, ma ormai sappiamo che anche le prove video valgono fino a un certo punto, quindi possiamo dire tutto il contrario di tutto. Esattamente, e come notiamo comunque l'ingresso del Grava ha riportato una musica un po' vintage qui al Pala BFC. Dall'alto dei suoi 21 anni stava facendo segno 4 per farmi lo scherzone. Va bene, allora sulle note di Lenny Kravitz, Fabri, vogliamo anche introdurre un altro ospite speciale che c'è qui oggi, perché oggi è venuto a trovarci coach Maurizio Buscaglia. Fabri, 2 parole su questo coach. Intanto dobbiamo dire che Maurizio Buscaglia ormai è quasi un abitué del Pala BFC, è stato già a vedere le nostre partite, è stato soprattutto a gestire un allenamento della nostra squadra. Ovviamente tutti ricordiamo la tua intervista a coach Buscaglia e quindi ormai, diciamolo, è un amico. Ed è un amico che però ha vinto davvero tanto, sia a livello di Serie A che a livello di nazionali giovanili e anche a nazionali senior. E poi leggendaria la sua scalata a Trento dalla Serie C a ben 2 finali scudetto, quindi una leggenda della pallacanestro italiana. Sarà qui con noi e nell'intervallo premierà appunto le nostre atlete del gruppo Under 13 che ha vinto il torneo di Parenzo, torneo di Natale in terra croata. Tanto si riprende il campo con Bolzano che ha recuperato la palla e va ancora ad attaccare la zona coneglianese.
e ancora una palla persa per Bolzano. Conegliano ha messo un po' in difficoltà il gioco di Bolzano, dove si sta distinguendo per vitalità Giovanna Cela, però il gioco corale che Bolzano era riuscita a mettere in campo nel primo quarto si sta un po' sbiadendo. Dall'altra parte Conegliano è avanti di 9 punti, sembra un vantaggio consistente, ma non c'è da fidarsi, perché Bolzano ha saputo dimostrare nel primo quarto che quando si accende ha una precisione al tiro incredibile. Adesso zona tra l'altro per Bolzano dai 3 punti, boccalato addirittura con uno side step cadendo di lato per il 29-17. Questo movimento invece, Fabio, è stato coniato da chi? Ma allora sicuramente Steph Curry l'ha, diciamo, reso celebre, perché è uno dei suoi movimenti preferiti per riuscire a guadagnare spazio e poter tirare dai 3 punti. Ancora un recupero concretizzato da Boccalato, che può andare a appoggiare da sotto, sbaglia l'appoggio ma c'è un contatto falloso, quindi saranno 2 tiri liberi per Rossana. 2 parole su Elena Lazzari, Fabio, che oggi è partita in quintetto e ha sicuramente dato più di qualche legnata in difesa, dimostrandosi veramente ostica per l'avversario. Qualche palla recuperata, una buona presenza, Fabri, per questa giovane giocatrice. Beh, Elena è una ragazza che ha bisogno ancora probabilmente di sbloccarsi e di trovare ritmo in questa stagione, ma è una giocatrice di assoluto valore. L'anno scorso a Pordenone viaggiava ben sopra la doppia cifra di media, quest'anno sicuramente ha nel suo ruolo giocatrici altrettanto valide, ma è un atleta che ci mette sempre grande energia, grande coraggio in campo, quindi può fare veramente la differenza nel momento in cui trova un po' di fiducia. Qui ci piace anche il fatto che ogni tanto appunto butti il cuore oltre l'ostacolo, magari può uscire qualche azione leggermente scomposta o qualche tiro fuori equilibrio, però apprezziamo sicuramente l'impatto che ci mette e la voglia che ci mette. Sì, a volte in effetti sbaglia proprio per troppo impeto e troppa generosità, però dobbiamo anche ricordare che è un atleta del 2007 e quindi anche molto giovane. Giovanna Cela in lunetta sbaglia il primo libero. È buono secondo per Cela, 18-30 a 2,50 dalla fine del secondo quarto, ma abbiamo Sponchiado che sfrutta il blocco di Boccalato, poi Amabiglia che esce in punta e serve proprio Boccalato che si gira e tira, questa volta è impreciso il suo tiro. Dall'altra parte proprio Lazzari che va a sporcare il palleggio di Mingardo, poi ancora si lotta ed è una palla recuperata da Amabiglia, ma diciamolo, una palla recuperata dalla grande intensità difensiva di tutta la squadra coneglianese. Dall'altra parte forza un po' Boccalato, ma aveva appena segnato da 3 punti. Poi ancora Lazzari a buttare il cuore oltre la trincea, si lamenta con l'arbitro, però forse il contatto c'era, allo stesso tempo non possiamo che dire che comunque ci stava. No, scusate, piccola interruzione di servizio, comunque BFC 30, Bolzano 18, esce Marta Sponchiado, rientra in partita Veronica Antonello. Sì, Conegliano ha alzato parecchio la pressione e l'intensità difensiva, andando a rompere un po' le geometrie degli attacchi di coach Viale. Adesso infatti coach Viale si lamenta con gli arbitri, probabilmente per alcuni contatti non fischiati, però come abbiamo detto dall'inizio questo è il metro arbitrale, questa sera starà un po' alle giocatrici e alle squadre adeguarsi. Adesso questo è giustamente un contatto falloso che viene fischiato a Claudia Amabiglia, è il quinto fallo per Conegliano, quindi saranno 2 tiri liberi per Conegliano, ha già esaurito il bonus, sono 2 falli anche per Claudia Amabiglia e questa non è sicuramente una buona notizia per coach Angelo Minicleri. Segna il primo Anna Bernardoni.
segna anche secondo, confermando la sua grande precisione dalla lunetta. Bolzano 20, BFC 30, adesso Veronica Antonello per Claudia Mabiglia. Claudia Mabiglia ancora Veronica Antonello in posizione di playmaker. Claudia prova a trovare lo spazio per un tiro da 3 che non si concretizza, scarica su Boccalato che a sua volta scarica su Lazzari, buon tiro aperto però il tiro è lungo e adesso è Bolzano che può ancora ricucire un po' lo svantaggio. Sì, rallenta un po' il ritmo Bolzano, ancora pressione da parte di Boccalato sul palleggio, poi riceve Terlizzi, ancora Cela dai 3 punti, sbaglia, si lotta a rimbalzo, però ne esce Bernardoni, forse la più piccola in campo in questo momento. Mingardo con la palla, serve Bernardoni da 3 punti, ancora si lotta a rimbalzo, ancora Bolzano che ha la meglio, ancora Bernardoni a sbagliare. Alla terza volta riusciamo a recuperare il rimbalzo difensivo, adesso dobbiamo superare la metà campo, siamo 2 contro 1 e andiamo con Veronica Antonello, servita molto bene da Claudia Mabiglia. Sì, Claudia Mabiglia aveva gli occhi dietro le 2 podine e è riuscita a servire immediatamente Veronica Antonello. Bene per Conegliano, chiaramente Bolzano sta alzando tantissimo l'intensità e anche dimostrando grande fisicità che BFC sta un po' subendo, però adesso BFC chiude le proprie righe, buon tiro da 3. Mingardo punisce ancora con una bomba dai 3 punti la zona coneglianese, sono 10 punti per lei su 23 della sua squadra e a 35 secondi e 6 decimi dalla fine del secondo quarto coach Minincleri chiama time out, è un time out anche per noi qui al Pala BFC. E sulle note dell'organetto NBA che è stato puntualmente fatto partire dal nostro Grava, riprendiamo la linea. 23 Bolzano, 32 Conegliano, sta per terminare il secondo quarto e a breve ci sarà la presentazione dell'Under 13 che ha vinto il torneo di Parenzo, qui a un torneo internazionale. A premiarle ci sarà proprio coach Buscaglia. Allora, 35 secondi, rimessa BFC che ha appena subito un tiro da 3 punti, un ottimo tiro di Camilla Mingardo. Adesso BFC deve provare a rinfoltire un po' il vantaggio in vista dell'intervallo. Grande ancora pressione di Mingardo su Antonello, Ostan che prova a liberare Antonello, qualche difficoltà perché diversi contatti secondo me, sì, sia da parte della difesa ma anche da parte di Marta sì, Maschietto che ha spostato un po' la posizione del blocco, dice di sì anche il Grava, quindi mi sento assolutamente sereno nel dire questa cosa. E gli arbitri hanno lasciato giocare, quindi sarà una rimessa ancora per Conegliano con 6 secondi sul cronometro dei 24. Quindi sembra una partita NBA anni 80, Fabri. Sì, dove si legnavano come dei Esatto. fabbri. Ancora spintoni sì. tra Antonello e Mingardo. E adesso Boccalato con la palla, 5 secondi alla fine, spara da 3 punti. Tiro molto difficile che infatti non tocca neanche il ferro. E adesso Bolzano avrà l'ultimo tiro, però invece no, perché Conegliano recupera la palla. Boccalato forse al limite sul buzzer beater. Amabiglia, servita benissimo da Boccalato, va a segnare per il 34-23. Adesso una pausa per noi, ma restate collegati perché appunto ci sarà la premiazione da parte di coach Maurizio Buscaglia alle atlete Under 13.
Prova, prova. Prova. Prova, prova. Ok, allora, purtroppo si sente solo la diretta, cercherò di parlare un po' forte. Allora, innanzitutto un grande applauso per un allenatore che ha un curriculum importante, è stato in molte panchine, in Serie A2, in Serie A1, non funziona, parlo più forte che posso, è arrivato a fare delle finali scudetto, ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana. Signore e signori, un grande applauso a Maurizio Buscaglia. Allora, Maurizio è un grande amico di BFC, è già stato ospite nostro e oggi è qua per premiare la squadra delle Under 13 che si è aggiudicata il trofeo internazionale a Parenzo. Le chiamiamo tutte Chiara, Greta, Emma, Aminata, Amy, Jasmine, Sofì, Rossella, Giulia, Eleonora, Anna, Sofia, Irene, Maddalena, Anna e Bianca. Allenatrici Fede Pacagnan, Anna Carnier, assistente Viviana Beck. Coach Maurizio, chi premia? C'è un capitano, c'è l'allenatore, chi viene a prendere il premio? Il capitano. Complimenti, grande vittoria dell'Under 13 della BFC in quel di Parenzo. Grazie Maurizio, ma noi adesso approfittiamo però per fare qualche domanda all'allenatrice. Chi parla? La Fede ha già rilasciato diverse interviste, quindi chiamiamo Anna. Dai, vieni Anna. Anna, parlaci di questo gruppo, di come sta lavorando. Allora, il gruppo sicuramente è molto lungo, è molto presente gli allenamenti e quindi riesce a mantenere la coesione sulle cose da migliorare, ma anche un bel clima di gruppo, per cui si sentono ma lavorano altrettanto bene. E a Parenzo hanno vinto tutte le partite, se non sbaglio. Hanno vinto tutte le partite, contro squadre qualificate sono risultate e veramente hanno vinto molto bene in testa e in gioco. Perché ci devi raccontare, ci sarà stato qualche scena. Bravo! Brava! L'hanno visto anche le ragazze. Esatto. E quindi citando il Fight Club, quel che succede nel Fight Club, rimane lì. Un grande applauso per le nostre atlete Under 13. Via sulla coppa! Sì! E adesso andate a fare la foto.
Riprendiamo la linea qui al Pala BFC, è la fine del secondo quarto, sta per iniziare il terzo quarto. Abbiamo fatto un po' di confusione con i microfoni, ci scusiamo per chi ci seguiva da casa. Abbiamo premiato la squadra Under 13 che ha vinto il torneo internazionale di Parenzo, l'ha premiata Maurizio Buscaglia, grande allenatore con un grande curriculum che ci onora della sua presenza qui a Conegliano. Ora terzo e quarto quarto, ricordatevi da casa che avete una cosa da fare, cioè quella di mandarci un messaggino indicando chi è l'MVP che si aggiudicherà il libro biografia di Dirk Nowitzki, messo in palio dalla libreria Tra le righe Conegliano, mentre il nostro sponsor Bazzo Wine, sponsor storico, come sempre offre una magnum di prosecco Bazzo Wine all'allenatore avversario, coach Fabio Viale. Si riprende subito con Bolzano in attacco. Torna uomo Conegliano, grande pressione, subito Serena Marton sulle tracce di Xovanazela, si cambia sui blocchi, Legnate ancora Mingardo dai 3 punti, questa volta sbaglia e Boccalato va a prendere un rimbalzo davvero in alto per Antonello che dai 9 metri ci pensa un attimo, poi passa la palla e adesso è Boccalato, quasi Nowitzki, cadendo indietro ma su 2 piedi, sbaglia, e quindi punteggio ancora sul 23-34 per Conegliano. Bernardoni dai 3 punti, io non le lascerei quel tiro lì così facile, infatti proprio, molto sinceramente. Molto sfortunata, poteva con questo tiro arrivare a ridurre veramente in maniera importante lo svantaggio di Bolzano, invece dall'altra parte Conegliano deve ritrovare un attimo la frizzantezza che ha dimostrato per gran parte del secondo quarto. Adesso buon tiro di Marton nonostante il traffico che però è corto e palla per Bolzano. Boccalato prova ad aprire le sue grandi braccia per bloccare l'azione avversaria, viene fischiato fallo. Sì, un po' macchinosa in questi primi secondi l'azione in attacco di Conegliano, poco fluida, e poi Serena Marton è stata costretta a un tiro ma con un coefficiente di difficoltà abbastanza improbabile. Adesso spalle a canestro del balzo, va ad appoggiare e non le lascerei troppo spazio in quella fase dove è assolutamente letale. La zona Bolzano cerca un po' di creare dei problemi all'attacco coneglianese, ma ci pensa Sponchiado in un momento veramente delicato della partita a mettere un 2+1. Sì. Intanto un 2 e poi vediamo se vediamo l'1 anche il resto, però sicuramente come sempre Sponchi dimostra grande solidità mentale oltre che fisica nel districarsi in alcune azioni complicate in momenti in cui Conegliano stava dimostrando veramente poca fluidità di gioco. 3 punti si concretizzano nonostante la quasi buffata di Fabri. Ci avevo messo parecchio del mio, ma Sponchi è più precisa delle mie buffate. Dall'altra parte Mingardo, ancora un buon tiro per di lei per avevo Bolzano, parlato, avevo decantato il suo palleggio resto e tiro, non ne ha più messo uno, povera. Sì, però veramente eseguito bene Fabri, è uscito per pochissimo. No, lei veramente si muove con un'eleganza e con una coordinazione rara. Dall'altra parte Petronio, il tiro è corto, si lotta ancora a rimbalzo, Veronica Antonello, e poi spara un passaggione per Serena Marton, bellissimo questo contropiede. 39-25 e subito time out per coach Viale, perché Conegliano è partita comunque forte in questo terzo quarto e ha scavato un mini break abbastanza importante. Ah sì, avevamo detto appunto che Conegliano non stava trovando la velocità e subito siamo stati immediatamente. Smentiti. Poi bisogna dire che, come si diceva all'inizio, Bolzano non ha tantissime rotazioni, appunto ha ancora Antena Crisantuttidu che è in panchina ma non può giocare,
appunto reduce da un infortunio abbastanza grave, poi si è infortunata anche Ruocco nel primo tempo e quindi le rotazioni per coach Viale sono abbastanza risicate. Sì, ricordiamo che intanto- Crisantidu Maria Sole mi ha detto che beviate. E intanto arrivano comunque arrivano i rinforzi. dei rinforzi qui e buon anno. Grazie e auguri. Noi fortunatamente, allora diciamo che con BFC abbiamo un accordo, praticamente tutti i nostri emolumenti sono liquidi, Fabri. Liquidi con ghiaccio. Avevamo e chiesto di d'arancia. essere pagati in natura e hanno sì. capito subito che abbiamo una predisposizione per gli spritz. Esatto. Petronio che cerca di servire del balzo. Comunque ci sono arrivati anche gli auguri di buon anno. Allora, diciamo che appunto Fabri, stavamo commentando il fatto che è vero che Bolzano non ha grandi rotazioni, però ricordiamoci che in questo terzo quarto ha avuto un tiro da 3 che praticamente era dentro, è stato sputato fuori dal ferro, un arresto di tiro molto bello che è uscito di niente, quindi comunque sta interpretando molto bene la partita. Ora è Giovanna Cela che ha segnato da 2 punti, dall'altra parte Conegliano libera Marton per un buon tiro, la palla però è imprecisa e adesso Bolzano sul meno 12 che prova di nuovo a ricucire questo svantaggio. No, ha lavorato bene Conegliano in attacco contro la zona, però è stata sfortunata. Dall'altra parte c'era stata un'ottima azione in attacco da parte di Bolzano. Adesso un tiro da parte di Amabiglia che dalla sua piastrella è praticamente obbligata a prendersi quel tiro. E di là c'è Cela che a sua volta non cela certo la sua precisione da 3 punti. Ce la mette proprio dentro perché ora, il tiro di Claudia prima è sicuramente dalla sua piastrella, però purtroppo non c'era nessuno nemmeno piazzato per il rimbalzo, quindi ci è sembrata un attimo forzata l'azione per quello, ma chiaramente Però un stiamo parlando di bomber, Claudia un Amabiglia. bomber se la sente è giusto che la provi. E dall'altra parte infatti Cela che comunque sembra in questo momento Fabri la giocatrice per Bolzano più in bolla, non parliamo per forza dell'aspetto numerico in termini di punti segnati, ma quanto a presenza in O difesa della e in vaporosità attacco. della sua chioma, ma invece Esatto. della sua frizzantezza in campo. Ma in realtà lei mi è sempre piaciuta come giocatrice perché ha sia grande abilità nell'1 contro 1, è molto rapida, molto veloce negli spazi, ma poi ha anche un buon tiro da fuori, quindi è difficile da marcare. Veronica Antonello, impreciso il suo tiro. Adesso non stiamo più trovando canestri, però continuiamo a lavorare forte in difesa e questo è molto ma molto importante. Adesso salta sulla finta di tiro Claudia Amabiglia. È il terzo fallo per lei, Fabri. Sì, e questa è una pessima notizia. C'è già Silvia Marcon sul cubo del cambio, ma darà il cambio a Sponchiado. No, ma in realtà il secondo fallo sembra per Amabiglia. A me sembrava che il secondo fosse già stato fischiato, ma probabilmente C'era stato un errore nella segnalazione sul tabellone. Ancora una palla recuperata, guarda caso da Marton, poi la perdiamo. E poi ancora Cela che Segna il suo nono personale, sta veramente sta facendo letteralmente male. tenendo in piedi Bolzano che si trova a meno 7, quindi ha ricucito molto dello svantaggio che aveva. Amabiglia rinuncia a questo tiro, però mancano pochi secondi e Antonello non riesce a insaccare, ma tira fuori dalla spazzatura una pepita Serena Marton. Importantissimo questo Sì. rimbalzo che si è presa Davvero Serena. importante. Adesso Maschietto, spalle a canestro, va a subire fallo. Il fallo di Giovanna Cela è il suo secondo personale e fallo nell'azione di tiro. No, prima mi suggeriscono dalla postazione di regia. Sarà ancora un possesso per Conegliano. Ancora Maschietto, spalle a canestro che può essere una chiave.
Amabiglia sbaglia dall'angolo ed sono tutti buoni tiri quelli che sta Sì, sì, prendendo assolutamente. Claudia. Questo era un tiro da prendere. Bernardoni ad attaccare, Magic Zanardo sbaglia ma si lotta a rimbalzo, ancora Bernardone e ancora Cela da 3 punti. Addirittura un rimbalzo di tocco da parte di Amabiglia che indirizza la palla verso Antonello. Dato viene fischiato un fallo a Giovanna Cela, il suo terzo, non ci siamo accorti esattamente No. della dinamica, ma l'arbitro lo ha fischiato con molta convinzione, quindi sicuramente c'è stata azione scorretta da parte della bionda bolzanina. Adesso da 3 punti Veronica Antonello, anche lei sbaglia. Anche questo era comunque un buon tiro, Fabri infatti è uscito di poco, ma Conegliano ha perso un po' della sua brillantezza nel tiro da 3. Lo show difensivo sul pick and roll fatto da Marta Maschietto potrebbe essere messo in un manuale di basket difensivo, e poi però c'è un'infrazione di piede e quindi possesso ancora per Conegliano e 14 secondi sull'orologio dei 24. E adesso è Profaizer che tira una legnata a Maschietto e poi Maschietto la restituisce, infrazione di passi. Sì, probabilmente Pfizer sembra anche dolorante, quindi oltre all'infrazione di passi sembra che si sia, come si dice, quando ti si pianta il piede. La classica incalcata. Incalcata, sì, esattamente. Tecnicamente. Termine tecnico che si trova anche nel dizionario Garzanti. Però dai, no, è che si tiene il ginocchio, ma speriamo non sia niente di grave. Ancora zona per Coach Viale, d'altra parte dicevamo rotazione ridotta, e poi bisogna dire che Conegliano in questa frazione non è riuscito a trovare il canestro, soprattutto da fuori, e Amabiglia ferma il contropiede con un fallo che però sì, sarà il suo terzo. Allora, Amabiglia ha provato un passaggio alto su Maschietto che poteva quasi essere una buona idea, ma era veramente complicato da controllare e si è trasformato in una palla persa per Conegliano. Successivo fallo di Claudia Amabiglia, che assieme a Giovanna Cela sono quelle gravate di più falli e sono tra l'altro le due giocatrici che in questo momento a mio avviso stanno un attimo brillando, ma come l'ho detto subito Camilla Mingardo ha pensato di dire ci sono anch'io qui. 3 punti, meno 4, Bolzano in partita, Conegliano in crisi. Assolutamente in partita Bolzano con questa ennesima bomba di Mingardo. Poi recupera anche palla. La partita è completamente riaperta, adesso gli arbitri sembrano voler fischiare qualcosa in più. Sì, hanno un attimo modificato il loro approccio fischiando qualcosina in più. Dall'altra parte coach Minincleri dà ossigeno al capitano Claudio Amabiglia, rimettendo in campo Ross Boccalato. Tanto per Mingardo è la terza bomba da 3 punti nella partita. E prova anche la quarta. Adesso non è altrettanto fortunata, poi un contatto e poi abbiamo Veronica Antonello che in campo aperto è immarcabile, che va a subire fallo. Sarà questo il quarto fallo per Bolzano, che esaurisce il bonus. Conegliano l'ha già esaurito a 2:17 dalla fine del terzo quarto, 39-35. Proviamo a leggere un altro aspetto della partita, Fabri, ovvero quanto è importante adesso che Conegliano cerchi di attirare su di sé le azioni fallose, provando a far girare la palla velocemente, provando le penetrazioni vicino al ferro, perché chiaramente Bolzano ha un deficit atletico legato alle minor rotazioni e sicuramente il fatto che Conegliano possa accelerare il gioco potrebbe mettere in crisi Bolzano, che invece è riuscita veramente a risalire molto prepotentemente da uno svantaggio che era arrivato fino ai 12-14 punti fino al meno 4.
ora è a -6 e sicuramente l'unica strada che Conegliano può trovare in questo momento è quella appunto di spingere sull'acceleratore, cercare le penetrazioni, forzare la squadra avversaria a fare fallo. Sì, un'altra chiave, soprattutto contro la loro difesa a zona, è riuscire a mettere la palla dentro l'area, come abbiamo fatto prima con Maschietto, cercando sempre, come giustamente dicevi tu, di guadagnare dei falli o comunque dei tiri da sotto. Infatti vedete come invece no, pensavo stessimo cercando Maschietto e invece proviamo un altro tiro da 3 punti, però ripeto, in questo momento forse bisogna cercare di mettere la palla dentro. Però era solo rettina, Fabri. Era però solo non vale. cotone, solo rete. Sì, ecco, per noi, vabbè, chiaramente da questa posizione è facile fare considerazioni che sappiamo in campo è sempre più complicato capire, insomma, ed è questo è normale. Però riteniamo che Conegliano debba lavorare su questi aspetti e soprattutto non lasciare spazio a Giovanna Cela. Veramente incredibile, perché sfortunatissima Bolzano sbaglia il tiro da sotto, poi però recupera anche il rimbalzo in attacco, poi Doriana segna, ma segna un canestro decisivo anche Rossana Boccalato in un momento veramente importante. A 40 secondi alla fine del terzo quarto andiamo a +7, 44-37, a zona anche le ragazze di coach Minincleri. Altro buon tiro aperto per Bolzano, anche questo solo retina però corto. Boccalato per Silvia Marcon, Silvia che fa un buonissimo scarico su Magic Giorgia Zanardo, che però perde palla, adesso è contropiede con Giovanna Cela e che viene fermata da Ros Boccalato. Ros Boccalato ha solo un fallo e quindi si è giocata questa azione. Giovanna Cela è precisissima però dalla lunetta e quindi sicuramente Bolzano può ancora rientrare in partita. È -7 in questo momento, 15 secondi alla fine del terzo quarto. Esce Mingardo, no, non esce Mingardo, va solo a parlare con coach Fabio Viale. E 2 tiri liberi per la capitana Xovana Cela. Segna il secondo, giustamente dicevi, infallibile dalla lunetta, questa giocatrice giovanili al basket Rosa Bolzano, poi anche alcuni anni in A2, sempre a Bolzano. 44 BFC, 39 Bolzano, Silvia Marcon, 8 secondi alla fine di play. Per Maschietto, che riesce a recuperare in qualche modo, ma non riesce a trovare l'equilibrio per tirare da sotto, peccato. E quindi il terzo quarto, l'arbitro Giovanni Bastianelli dice non vale, era già scaduto il tempo. Secondo il Grava, ovviamente prima di prendere una posizione a riguardo, era prima la sirena, dice il Grava, ovviamente. E noi ci fidiamo del Grava perché dà sempre ragione agli arbitri comunque, ma effettivamente che comunque hanno sempre ragione, quindi 44-39 a 10 minuti dalla fine di questa partita che si è riaperta in questo terzo quarto. Però se questo tiro da 3 fosse entrato era un 44-42 Fabri, che aveva quasi dell'incredibile per quanto beffardo. Allora teniamo la linea perché approfittiamo di questa pausa tra il terzo e il quarto quarto per ricordarvi che alla fine della partita l'MVP riceverà in premio, messo in palio dalla libreria Tra le righe di Conegliano, la biografia di Dirk Nowitzki. Aiutateci a capire chi può essere l'MVP di questa partita con i vostri voti. Noi raccogliamo i voti del pubblico da casa tramite WhatsApp e tramite YouTube, raccogliamo i voti del pubblico in palazzetto tramite dei pizzini e raccogliamo, contiamo e poi decretiamo chi si aggiudica la biografia di Dirk Nowitzki. Dall'altra parte per l'allenatore avversario ci sarà il magnum di prosecco messo in palio da Buzz Wine e a voi ascoltatori chiediamo appunto di, appena finita la partita, di collegarvi per seguire un altro evento importante, ovvero il concerto gospel per Costruisci un Sorriso. Costruisci un Sorriso è un'associazione che BFC sostiene, con la quale BFC sta intraprendendo un progetto di creazione di una squadra di basket
in Congo, e quindi è un progetto importantissimo a cui teniamo tanto e facciamo di tutto per sostenere questa associazione. Voi lo potete fare seguendoli, e questa sera potete farla collegandovi su Antenna 3, quindi subito dopo la partita, ore 21, diretta live in streaming sul sito di Antenna 3, sul canale 10 del digitale terrestre, quindi potete vederlo comodamente dalla vostra TV, questo concerto gospel del River Gospel Mascoer, altra associazione che oltre a cantare fa tanto volontariato, e quindi in partnership con BFC. Quindi 44-39, ultimi 10 minuti di partita. Amabiglia con la palla, ancora zona Bolzano, però molto aggressiva. Dall'altra parte Antonello perde il pallone quando ormai era arrivata quasi fin sotto canestro. Quindi Bolzano può avvicinarsi ancora. Bernardoni, difesa uomo invece per Conegliano. Doppia uscita per liberare Mingardo. La perde Antonello, completamente libero Cela che ci grazia con questo tiro dall'angolo, e Amabiglia può attaccare il ferro, poi Marcon rinuncia al tiro e invece non rinuncia al tiro Veronica Antonello che insacca la bomba del +8. Comunque il movimento di finta di Marcon ha permesso veramente di liberare molto bene Veronica Antonello, che aveva un tiro aperto molto invitante. Adesso libera sotto canestro Doliana e poi oscura la vallata, Rossana Ross Boccalato, poi cerca anche di recuperare la palla e di rimetterla in campo con un passaggio dietro la schiena. Non è abbastanza fortunata e quindi rimessa per Bolzano, ma era un canestro ormai praticamente fatto per Doliana, che si è vista spuntare dal nulla Ross Boccalato e soprattutto le sue lunghissime leve. +8 Conegliano adesso cercherà sicuramente un'altra penetrazione con Giovanna Cela, giocatrice devastante, che è al suo 13° punto. Direi che molto brava. stasera gli dei del basket sono con lei, perché il tiro si è comunque arrampicato sul ferro. Boccalato dall'angolo, riapre Amabiglia, non riapre il suo discorso con il canestro, insaccando la quarta bomba della sua partita per il 50-41. Dall'altra parte addirittura un Cristian Giomo che va a saltare per risistemare la retina del canestro. Ancora Mingardo da 3 punti. Scade fortunatamente il tempo perché c'era Doliana lestissima che aveva preso il rimbalzo in attacco. Allora adesso è Conegliano con Marta Sponchiado che scambia con Silvia Marcon, Silvia Marcon per Claudia Amabiglia. Claudia, buon scarico per il tiro da 3 di Ross Boccalato, la palla va sul ferro, il rimbalzo è per Bolzano e ancora Giovanna con la palla in mano. Sì, leggermente corto il tiro di Rossana, ma comunque costruito bene. Ancora Cela, però marcata da una come Silvia Marcon, che in difesa è comunque quello che si definisce un mastino. E adesso bravissima Claudia Amabiglia a fintare il tiro e poi a evidenziare molto bene il fallo della difesa. E c'è un time out in campo, direi un time out anche per noi? Sì.
gli E auguri. riprendiamo la linea qui a 7 minuti e 20 dalla fine del quarto periodo di questa partita tra Bolzano e BFC, dove BFC è avanti di 9 punti. Bolzano si è rifatta sotto in maniera molto pericolosa, adesso BFC sembra aver trovato qualche soluzione per allungare il vantaggio, ma mi sono autoguffato perché c'è subito una palla persa e adesso Bolzano che prova velocemente a imbastire un'azione d'attacco. E la solita Cela, che comunque fa uno slalom tipo Alberto Tomba e schiva i difensori come fossero dei paletti per andare a appoggiare da sotto e riportare Bolzano a -7, 43-50. Dall'altra parte Amabiglia che dice va bene, se voi segnate da 2 io continuo a segnare da 3 e poi facciamo le somme alla fine. Esatto, sì, ne ha per 3, come si dice. 43-53, quinta bomba per lei. Benissimo qui Marta Spocchiado. Sponchiado che va a subire un fallo antisportivo che ci stava tutto, perché comunque fallo di Cela, un po' di frustrazione e poi anche fallo tecnico a coach Viale, credo. Sì, è stata una doppia chiamata perché diciamo, allora Fabri, l'antisportivo, commentiamo l'antisportivo perché il tecnico vabbè, è sempre un po'... Ma allora, adesso poi il Grava dirà l'ultima parola, Esatto. però io credo che l'intervento di Cela fosse particolarmente duro, particolarmente violento rispetto a un intervento difensivo anche falloso e secondo me ci stava. Poi è vero che ha giocato la palla, tutto quello che vuoi, però è andata giù davvero forte. Allora, intanto abbiamo visto un primo tiro dalla lunetta di Claudia Mabiglia per il tecnico alla panchina, il primo tiro di Sponchiado per l'antisportivo e adesso rimessa. Della palla. Allora, Conegliano 55, Bolzano 43, salita di 12 punti. Il vantaggio viene chiamato time out ora dalla panchina bolzanina per provare un attimo a trovare le contromisure che Grava nel mixer non sta trovando perché non ha fatto partire la musica nonostante il time out. Non se l'aspettava il Grava. No, d'altra Però, parte stava finendo lo schema 6822 di Candy Crush. Candy Crush. Diciamo che, insomma, C'era la ciambella con tutti i zuccherini colorati. non fa solo questo nella vita, diciamocelo. E quindi questa pausa, permettetemi anche una cosa, di fare gli auguri di compleanno al grandissimo coach e commentatore Dan Peterson, che ieri ha compiuto 90 anni e che è quello che ha fatto un po' innamorare della pallacanestro, se non altro americana, tutti noi, l'ha portata nelle nostre case e l'ha un po' spiegata nella maniera più facile e più divertente possibile. Allora Fabri, sicuramente quando parli di Dan Peterson si accendono ricordi per quando era in panchina, ricordi per quando era appunto a commentare, tante volte lo citiamo anche noi quando diciamo di buttare la pasta, però non dimentichiamoci che ha portato anche il wrestling nelle nostre case, È vero, ma noi anche vogliamo questo. ricordarlo per il basket, diciamo. Assolutamente. Ha cercato Però- di portare anche lo, no, ma lo qui slam ball, però. Qui si vede la grandezza però dell'uomo, No, certo. perché riuscire, diciamo, Sì, sì. in Italia. Il basket era facile, il basket basket NBA era dici. facile. Anche se al tempo il basket NBA non godeva delle fortune che anche negli Stati Uniti ha goduto poi negli anni dopo. In quegli anni lì era ancora probabilmente il terzo sport. Però sì, portare il wrestling è stata veramente una sfida. Ah sì, una sfida Chi ha incredibile. vinto? Infatti potrei citare anche qualche suo commento del wrestling. Nel frattempo, mentre cazzeggiavamo, abbiamo perso un numero da circo di Ross Boccalato che è riuscita a segnare in penetrazione con un cambio mano al volo all'ultimo e qualche aiutino del ferro. Intanto registriamo Claudia Mabiglia che con 20 punti già a referto esce a prendere respiro. Rientra Veronica Antonello. Adesso abbiamo ancora Antonello dai 3 punti, corto il suo tiro, aveva sfruttato bene il blocco di Maschietto. Dall'altra parte Cela che non vuole saperne, che va
ad aprire bene per Dogliana che insacca dal mezzo angolo, perché comunque Bolzano non molla Mai. niente. Mai. Brave Bolzano. Sì. Muoviamo bene la palla, poi Antonello che subisce un fallo abbastanza evidente, abbastanza ben evidenziato, dobbiamo dire. Insomma, non possiamo dimenticarci che Antonello comunque è una giocatrice con grandissima esperienza, quindi sicuramente ha grande esperienza anche nell'evidenziare il fallo. Fallo che non ho capito cosa è successo e perché Niente, gli sta arbitri protestando ritengono che il fallo sia stato subito dopo che ha recuperato la palla per il terzo tempo, quindi sono 2 tiri liberi. Non voglio neanche interpellare il Grava perché sta chattando sì, su WhatsApp esatto, con non delle vogliamo sapere chi. amiche del camp estivo probabilmente, Esatto. che ha fatto Camp con la estivo parrocchia. per gli arbitri, no. con gli arbitri. Vabbè. Ci è mancato Fabri, Ci è mancato ci è tanto. mancato tanto. Senza nulla togliere a double team No, al Grava assolutamente. è un'altra roba. Vengono fatte sulla scorta dei suggerimenti che lui, conoscitore delle infinite regole del E di basket. tutti i cavilli dei regolamenti ci suggerisce. Allora intanto Voltita, noi in effetti continuiamo a parlare d'altro, ma c'è una partita che si sta giocando in campo e c'è gente che ci sta mettendo anche del cuore, come Ros Boccalato, sfortunata anche in questa situazione, però è arrivata fin sotto, fintando molto bene. Dall'altra parte Cela, forse sporcato il suo tiro da una giocatrice coneglianese, poi recupera comunque Marta Maschietto. A tutto campo Bolzano e ha ragione perché costringe all'infrazione di passi Sponchiado. Questa è una palla recuperata di Sovana Cela. Petronio va a attaccare Maschietto, si gira molto bene e poi con le gambette il pallone si arrampica sul ferro. Per il meno 9 comunque, a 4:17 dalla fine. Silvia Attacco Marconi. 4. però sboccalato. Maschietto esce a prendere palla in un posto alto, scambia bene con Marcon, un po' difficoltosa e macchinosa la ricezione della palla. Gli arbitri vedono un'infrazione di passi che forse c'era. Marta Maschietto aveva fatto un blocco monumentale, poi aveva rollato bene a canestro, però poi aveva ricevuto in mezzo a 2 difensori, ha provato a incrociare. Ci sta anche l'infrazione di passi. Il Grava sta guardando il VAR. Sì. Quindi ottima fischio arbitrale. Bellissimo qui passaggio. Qui abbiamo Mingardo che fa un passaggio sotto le gambe di Boccalato, Ah sì. che ci ricorda un Luka Doncic nel suo prime, come dicono i miei figli. Sai Fabri, è una lettura intelligente perché Boccalato tende ad aprire moltissimo sia le gambe che le braccia per mettere in difficoltà le attaccanti avversarie e quindi questa azione comunque significa che se non altro è stata studiata Però ti dico, è comunque un movimento che richiede tantissima rapidità di mani, tantissimo tempismo. Non è semplice, ecco. Intanto è fallo di Spunchialo, il secondo fallo per Marta, il secondo fallo per BFC in questo quarto. Esce Marta Spunchiado, esce Silvia Marcon, ritorna dentro Serena Marton e il capitano Claudia Amaviglia. Petronio dai 3 punti, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Boccalato con la palla per Amabiglia, possiamo giocarla. E infatti saggiamente Maschietto dice fermiamoci un attimo, chiamiamo un gioco. Boccalato perde il controllo del pallone, ancora qualche contatto non fischiato, imperversa comunque in campo aperto la solita Cela. Cela che veramente si destreggia tra una selva di gambe e di braccia per arrivare al di là della metà campo. Qui è fallo BFC
terzo fallo per Ross Boccalato, terzo fallo di squadra, quindi ancora non siamo in bonus. Rimessa in attacco con 2:40 alla fine della partita. Giovanna Cela ancora. Sono 6 secondi. Profizer ben chiusa comunque dalla difesa coneglianese. Petronio da 3 punti la mette sulla sirena per il 53-59 e sono 6 punti da recuperare per Bolzano a 2 minuti e 17 alla fine della partita. Se una cosa dobbiamo assolutamente riconoscere alle ragazze di Coach Viale è che ci continuano a credere fino in fondo e stanno continuando a giocare. Adesso poi Maschietto prima sbaglia, poi risbaglia, dice che c'è stato un contatto. Sì, è ancora tiro da 3 aperto per Bolzano che però va a riprendersi anche il rimbalzo. E cos'è successo, Fabri? È successo che sull'errore al tiro non abbiamo fatto proprio benissimo il tagliafuori, anche perché Petronio è alta quasi un metro. Diciamo che non abbiamo fatto il tagliafuori. Non l'abbiamo fatto. E quindi poi c'è stato un fallo che giustamente ha speso, secondo me, Amabilia, anche se il suo quarto. Il suo quarto, manca effettivamente solo 1 minuto e 50 alla fine della partita. È rimessa in attacco per Bolzano perché Conegliano ha il quarto fallo. E tutto sommato una buona scelta. Sì, direi di sì. Probabilmente adesso Conegliano deve veramente cercare di disinnescare Bolzano in qualche maniera. C'è Boccalato che dal esatto. cilindro tira fuori un coniglio perché recupera pallone sulla rimessa. E possiamo giocare anche un po' col cronometro sul +6 a 2 minuti dalla fine. Sfrutta il blocco benissimo Sponchiado, l'ottimo blocco di Boccalato. Sarà solo rimessa, ma a noi va bene così perché comunque possiamo far passare altri secondi. Altri 14 secondi. È il primo fallo di squadra per Anna Profizer che ancora Sponchiato con la palla, ancora un blocco di Boccalato. Porta sotto il blocco il difensore Marta, giustamente. Poi palla per Serena Marton che va a incrociare, subisce la stoppata o il contatto di Mingardo, che poi però non riesce a chiudere questo assist. Il gioco a 2 del balzo. E il tavolo chiede agli arbitri se ripartire da 18 da 14, si ripartirà da 14 probabilmente, no, da 16. Si riparte da 16 per questa azione d'attacco per Bolzano. Torniamo al discorso che dobbiamo trovare la maniera di evitare che Bolzano continui a prendersi i rimbalzi. È vero che c'è un gap di centimetri importante in questo momento con Profizer che, nonostante sia addolorante da più di qualche minuto, non sta mollando, quindi continuiamo a sottolineare sicuramente un atteggiamento da parte della squadra ospite di grande voglia di rimanere con le unghie e con i denti attaccati a questa partita. Ora è sfortunata l'atleta bolzanina con il primo tiro dalla sbaglia lunetta. Profizer, 9 punti di media, più di 9 punti di media per lei in campionato. Sicuramente segnerà il secondo, l'abbiamo buffata in maniera definitiva, però rimbalzo in attacco per Bolzano, giustamente come stavi dicendo tu, i rimbalzi in attacco sono un po' la chiave della partita. Adesso costretta ancora il fallo Ross Boccalato, forse non era neanche fallo, però sai, in una situazione del genere, però con il corpo no, certo. Quindi altra lettura interessante del Grava che ci ha fatto notare come il fischio arbitrale che ha decretato il quinto fallo per Ross Boccalato non fosse assolutamente sbagliato. Mingardo continua a bersagliare la retina coneglianese come ha fatto dal primo minuto di gioco. Sono 14 punti da 2 da 1 per questa atleta. Meno 5 Bolzano, attenzione perché meno 4, insomma, con 58 da giocare. Adesso Amabilia rischia un po' su questa rimessa, sarà comunque possesso per Conegliano. Conegliano adesso deve trovare la maniera di uscire indenne da questa pressione
a tutto campo da parte della squadra di Bolzano. Se ci riesce, Marton con la palla va un po' a schiacciarsi sulla linea laterale, però subisce un fallo. Saranno 2 tiri liberi per Serena Marton e saranno 2 tiri liberi ovviamente fondamentali, decisivi. sì, fondamentali, decisivi. Intanto salutiamo anche l'uscita dal campo di Giovanna Cela, che è stata veramente devastante. Sì. Anche lei quinto fallo, 15 punti a referto, così come Mingardo. Quindi le giocatrici che sono state sicuramente più incisive per Bolzano. Tanto purtroppo è fuori il primo tiro di Serena Marton. Adesso concentriamoci a rimbalzo sul secondo. Mette il secondo Serena per il +5. È importante avere più di un possesso di vantaggio sì. e adesso cercare di ritardare il più possibile il gioco delle atlete di Bolzano, che adesso vediamo che tipo di soluzione andranno a cercare. Petronio, tiro molto difficile, difende bene Serena Marton, va a prendere anche il rimbalzo difensivo e adesso vuole saggiamente far passare il tempo, poi viene attaccata e ovviamente Bolzano va a fare fallo per fermare il tempo. Saranno ancora 2 tiri liberi per Serena. 29 secondi e 9, 30 secondi alla fine della partita, 55-60. Serena Marton con 2 tiri liberi in lunetta. Sbaglia il primo Serena. Probabilmente Rimaniamo concentrati sul rimbalzo, adesso è fondamentale prenderlo. e segna il secondo Serena, grazie anche alla tua controguffata per il 61-55, 2 possessi. Però d'altra parte Profaiser sbaglia e rimbalzo di Sponchiado per Antonello, per Sponchiado. Superiamo la metà campo in qualche modo, possiamo giocare. 13 secondi alla fine, palla Sponchiado, subisce dei contatti, 10 secondi e 2 tiri liberi per Marta per Amabiglia. Per Anche Claudia lei aveva Amabiglia. un dubbio. Sì, Anche sì. lei ha avuto un Ma dubbio e poi ha detto vado io. Sì, effettivamente diciamo c'era stata una selva oscura di contatti, Fabri. Sembrava per un attimo un film con Bud Spencer e Terence Hill. Claudia le Amabiglia protagoniste- mette il suo 21esimo punto, probabilmente Probabilmente vuole sì. avere delle letture da fare, chi lo sa. Chi lo sa. 2 secondi alla fine del balzo con la palla, segna quest'ultimo tiro che viene convalidato per il 57-62, ma Conegliano batte Bolzano in questa 14ª giornata del campionato di Serie B femminile. Molto bene, allora Fabri, ricorderai tu, salutando i nostri amici, che finita la partita si colleghino alle 21 su Antenna 3, canale 10 del digitale terrestre. Lasciamo la linea alle regie e ci vediamo a centrocampo con l'MVP.
Allora ci siamo, eccoci qui in compagnia di Fabio, coach di Bolzano. Allora coach, come da nostra usanza noi doniamo una bottiglia del nostro sponsor Buzz Wine all'allenatore avversario. Benvenuto ai nostri microfoni. Abbiamo visto oggi una partita in cui Bolzano, anche quando era sotto, non mollava mai e faceva tutto per ricucire lo svantaggio. Un commento sul tuo gruppo e sul campionato che state facendo. Ma il mio gruppo è un gruppo nato quest'anno perché abbiamo unito due società, la nostra Pallacanestro Bolzano e giocatrici del Basket Rosa. È un gruppo che per fortuna, come hai detto tu, non molla mai, ci crediamo in tutte le partite, lottiamo contro gli avversari, contro le casacche grigie, però indubbiamente ci vuole anche tante volte un po' di fortuna, anche visto il tiro spettacolare del tiro da tre, tu mi confermi che è partito dalle mani appena dopo la sirena, e ci credo, ma diciamo anche la fortuna tante volte potrebbe aiutare. Stiamo facendo un campionato un po' particolare con degli alti bassi, facciamo belle partite perché a fin fine il mio gruppo oggi ci ha creduto, per me è stata una bella partita, poi andiamo a perdere dei punti con squadre un po' più giovani di noi e vabbè. Noi, ti dico la verità, a me piacerebbe puntare sempre più in alto possibile, un po' la fortuna, come hai detto tu ancora, ripeto, ci manca Nena, la nostra greca che è reduce dall'operazione del crociato in aprile, adesso spero che riusciamo a rimetterla in campo il più presto possibile. Benissimo, un grande in bocca al lupo, arrivederci a Bolzano, alla prossima. Grazie, un applauso per il coach Viale. E adesso con Riccardo Uster della libreria Tra le Righe premiamo l'MVP di questa partita che il pubblico da casa ha votato. Signore e signori, un grande applauso per il nostro capitano Claudia Sentenza Amabiglia. Allora Claudia, oggi ti aggiudichi la biografia di Dirk Nowitzki, più volte citato nelle nostre telecronache per il famoso tiro all'indietro. Te lo consegna direttamente Riccardo Uster, che con noi ha promosso, insomma con la sua libreria, questa iniziativa di donare il libro all'MVP. Raccontaci cosa ne pensi di questa iniziativa. Beh, sicuramente è una bellissima iniziativa, anche perché uno dei miei buoni propositi è leggere di più, quindi a posto così. No, comunque molto bella. Diciamo che cercheremo di vincerli sempre noi questi libri, piuttosto che le altre, dai, mettiamola così. Anche perché abbiamo stilato una lista di libri per ogni partita e quindi bisogna continuare. Un commento su questa partita: abbiamo visto sicuramente un fattore è stata la precisione da tre nel primo quarto, che ci ha permesso di uscire da una situazione in cui Bolzano ci aveva messo molto in difficoltà. Poi Conegliano ha saputo condurre bene, Bolzano però non mollava mai. Qual è stato il segreto per rimanere sempre con la testa davanti? Sicuramente il mettere il fisico prima di tutto, perché loro erano una squadra molto più fisica di noi, molto più alta di noi, e quindi noi dovevamo sopperire a questa cosa cercando di mettere tutto quello che avevamo. Abbiamo corso tanto, ci siamo passati tanto la palla, e questo secondo me è quello che ci ha fatto rimanere in partita anche quando loro stavano recuperando. Allora, un grande applauso ancora a Claudia, un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato di BFC e buona lettura. Grazie Riti. E quindi su questa vittoria per 62-57 da parte di Basket Femminile Conegliano su Pallacanestro Bolzano, noi vi salutiamo, ma non prima di avervi dato appuntamento per sabato 17 gennaio alle 19 a San Martino di Lupari, poi ancora fuori casa a Istrana sabato 24 gennaio alle 20:30 e poi soprattutto qui al Pala BFC per il grande derby. Sarà la seconda giornata di ritorno e avremo ospite il Basket Sistema Rosa Pordenone
della nostra ex capitana indimenticata Francesca Marchioni, sabato 31 gennaio alle 18:45. Fede, se vuoi aggiungere qualcosa? Aggiungo solo che appunto avete mezz'ora di tempo per mangiare, poi ore 21 Antenna 3 per Costruisci un sorriso, collegatevi, veramente vi aspettiamo numerosi. Alla prossima, ciao! Ciao!